Mister Pavanel, non poteva essere una partita normale incontrando la maglia Amaranto. No, non lo sarà mai più, per tutta la mia vita, tutte le volte che la incontrerò sarà sempre qualcosa di speciale, quindi lo è stato anche oggi e è sempre cercato poi chiaramente di cancellare il tutto perché quando sei lì ti vuoi superare, ma le emozioni della maglia Amaranto che ho ancora dentro sono belle vive nel mio cuore. Che squadra ha visto da parte dell'Arezzo? E ho visto delle idee e sono convinto che appena sistemerà, consideriamo che è partita più tardi di tutte e sta appena adesso mettendo dentro uomini e idee, quindi ha fatto penso una partita in Coppa Italia e chiedere di più sinceramente è impossibile. E ho visto che il secondo tempo il campo l'hanno tenuto molto bene, appena metteranno vicino, so che sono interessati a qualche attaccante importante, credo che sarà molto difficile giocare contro questo Arezzo. La Feralpi ha fatto una buona gara soprattutto nella prima metà, Sì. è riuscita a segnare due gol, portarsi in un vantaggio che poi era difficile andare a recuperare. Sì, siamo stati bravi in questo, cioè noi abbiamo concretizzato subito le nostre azioni e abbiamo messo la partita in discesa, poi il ritorno c'era, sapevamo che ci poteva essere e c'è stato. E abbiamo stretto i denti e l'abbiamo portata fuori. Come tutte le partite di questo campionato saranno così e quindi sono contento perché la giovane età che abbiamo noi, avere una capacità di soffrire anche in certe situazioni è un buon viatico. Oggi Arezzo non è potuto venire a salutarla, l'aspetta fra 6 mesi quando ci sarà la partita di ritorno. E io allora approfitto il tuo canale per salutare tutta Arezzo, veramente tutta Arezzo e dare appuntamento quando ci sarà la giornata di ritorno.